Grazie, grazie per l'invito, un saluto a tutti i partecipanti. Io porto chiaramente il saluto dell'Associazione Nazionale degli Enti d'Ambito e della Presidente Marisa Bondanzieri, unito anche a un plauso per il valore dell'iniziativa che avete organizzato. Un'iniziativa in cui i temi che sono connessi sono temi che riguardano sia la responsabilità etica, ovvero nei confronti delle persone, dell'ambiente, della gestione del servizio idrico, sia una responsabilità aziendale che va nei confronti di quello che è il necessario contenimento dei costi e degli sprechi e quindi il successivo impatto tariffario che la gestione del servizio ha sull'utente finale. Credo che la riflessione che proponete oggi con questo webinar sia una riflessione assolutamente matura e responsabile. Una riflessione che ci consente di guardare al futuro, di fare dei passi avanti significativi e di mettere in campo anche delle sperimentazioni che possono poi essere preludio di buone prassi. Le buone prassi oggi rappresentano, secondo me, un motivo interessante perché esportabile, perché condivisibile. E un convegno come questo apre, tra l'altro, alla serietà un confronto tecnico, un confronto politico-etico che è in grado di far crescere competenze e qualità in chi guida un delicato settore come quello del sistema idrico integrato allo stato attuale. Ecco, come Associazione Nazionale degli Enti d'Ambito cerchiamo costantemente di fornire un supporto e una consulenza a tutti i consigli di bacino, agli enti aderenti e a coloro che hanno necessità di confrontarsi con delle competenze formate e sperimentate sul campo. Io credo che questa occasione, che possiamo considerare un'occasione di formazione continua, rappresenti un punto fermo di quello che deve essere l'investimento nel futuro della gestione di questa risorsa. E in questo voglio dire e auspicare che si possa continuare su questa strada, che è una strada positiva, che è una strada sicuramente ricca e foriera anche di soddisfazioni e di crescita complessiva, perché ritengo veramente che ci troviamo nella strada di dover anticipare anche delle scelte futuribili, però su una base di analisi che è scientifica, tecnica e anche politica e che ci consentirà di crescere tutti in quel senso di responsabilità gestionale che deve necessariamente caratterizzare un settore delicato come quello dei servizi idrici integrati. Quindi grazie davvero per l'invito, grazie agli organizzatori e sarà un piacere poter seguire almeno in parte questo webinar giornaliero che è sicuramente di grande qualità. Grazie davvero. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Luca Pierobon, sono il Presidente del Consiglio di Bacino Brenta, nonché Sindaco di Cittadella. Come bacino siamo partner appunto del Parco Fiume Brenta, il Go Brenta 2030, ma poi tra gli altri partner poi ci sono anche naturalmente anche i comuni, tra cui il comune di Cittadella e comunque tutti i comuni rivieraschi. Sicuramente non c'è bisogno di ricordare insomma l'importanza non solo delle risorse idriche ma di un webinar di questo tipo, visto che avete deciso di partecipare. Io volevo solo ricordare due cose abbastanza importanti. Come bacino noi abbiamo lavorato da qualche anno ormai per proporre alla Regione le aree di salvaguardia e siamo stati dei primi a proporre alla Regione Veneto appunto per l'approvazione le aree di salvaguardia, e questo penso sia un'attenzione particolare, ma soprattutto un'attenzione obbligatoria che un territorio deve dare a quelle aree che sono punti di riferimento per la risorsa idrica. Però ecco, poi c'è il passaggio successivo che poi è l'argomento del webinar di oggi, che è quello del riconoscimento in tariffa dei costi ambientali. È chiaro che chi utilizza la risorsa idrica non può farla senza restituire poi all'ambiente un qualcosa. E quindi l'importante passo è questo, quello di capire che c'è la necessità di avere un ristoro di costi, ma soprattutto poi c'è la necessità di capire che questi costi che ritornano devono poi servire appunto per andare a recuperare tutte quelle aree che sono oggetto di tutela o che dovranno essere oggetto di tutela. Poi naturalmente la dottoressa Cristofori, che è il direttore del Consiglio di Bacino, vi parlerà in maniera molto più approfondita. Non vi rubo altro tempo e vi auguro a tutti un buon lavoro. Sì, buon pomeriggio. Mi presento, sono Andrea Levorato, presidente di ETRA-SPA, che è il soggetto gestore del servizio idrico integrato nel territorio che va dall'altopiano di Asiago,
della zona del Bassanese, l'Alta Padovana fino alla cintura di Padova. Un saluto va a tutti i partecipanti e agli enti che hanno reso possibile questo webinar. Il tema è sicuramente attuale e sfidante, il contenimento dei costi e quindi anche le positive ripercussioni in tariffa. Ecco, sono fiducioso che dalla conclusione di questo webinar odierno si potrà trarre sicuramente dei spunti positivi, ma soprattutto delle buone prassi e buone pratiche che possono essere esportate anche in altre realtà. Saluto i due presidenti, Leonardo Wright e Luca Perobon, e condivido pienamente le parole che hanno espresso nel appunto presentare questo saluto istituzionale. Ringrazio anche i tecnici della società che presiedo, in particolare Walter Giacetti, per l'ottimo lavoro di coordinamento che ha svolto su questo campo, e quindi non mi resta che augurare buon lavoro e seguire con attenzione il percorso odierno. Grazie. Grazie per questi saluti istituzionali, questi interventi preliminari che sono conclusi esattamente quando prevedevamo, sono stati anche molto sintetici, e quindi abbiamo tutto lo spazio per iniziare con i temi, diciamo, centrali del webinar, e lascerei la parola a Alessandro Leonardi, amministratore delegato di Etifor, che farà un intervento dal titolo "Protegge la risorsa idrica, infrastrutture verdi e pagamenti per servizi ecosistemici". Quindi entriamo già nel tema un po' principale, che è quello del costo ambientale della risorsa, questo concetto anche un po' innovativo che vogliamo affrontare e sviluppare in questo tema, partendo un po' dalla nostra esperienza, e ricordandoci che insomma noi lo stiamo forse anche un po' in Italia affrontando abbastanza recentemente, se non altro in questo servizio, ma dobbiamo l'introduzione di questi concetti a una direttiva europea che addirittura è quella sulle acque, la 2060, che è del 2000 appunto, quindi sono 21 anni, e poi un successivo decreto ministeriale che è stato approvato nel 2015. E direi che la questione è diventata assolutamente attuale e operativa con il metodo tariffario idrico numero 3, e quindi con la recente delibera dell'autorità, di cui ovviamente si avrà modo di parlare in seguito. Quindi sono trascorsi degli anni dall'introduzione del principio, però siamo arrivati a confrontarci con questioni concrete, con implementazioni che appunto vogliamo sviluppare. Quindi penso che Alessandro ci parlerà anche proprio di questi aspetti, e gli darei subito la parola. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite bene? Perfetto. Grazie innanzitutto per l'introduzione, e grazie a tutti i saluti istituzionali. A me spetta un po' l'apertura della parte tecnica, quindi di entrare un po' sul vivo degli argomenti. Come è stato detto, tenterò un po', senza pretese di essere esaustivo, di intraprendere il percorso e l'argomento della protezione della risorsa idrica, in particolare concentrando l'attenzione agli strumenti che sono quelli delle infrastrutture verdi e pagamenti per servizi ecosistemici. Diciamo che partirò facendo un inquadramento sul problema anche a livello europeo, giusto per dare anche un contesto di riferimento all'interno appunto dell'Europa, e partiamo poi per vedere alcuni esempi di trend di settore, in particolare sul campo delle Nature-Based Solution. Quindi utilizzerò questo acronimo NBS per definire tutta una serie di soluzioni basate sulla natura, che poi è il nuovo termine un po' moderno anche per descrivere cose che sono sempre esistite, e infrastrutture verdi. Porterò alcuni esempi
esempi interessanti a livello europeo, proprio anche per far vedere il distacco a volte che l'Italia ha avuto rispetto a altre dimensioni europee. E infine farò due parole sul progetto LIFE e gruppo operativo Brenta 2030 come due progetti che creano, diciamo, il contenuto tecnico di tutto quello che vedremo oggi. E infine con alcune conclusioni. Quindi giusto alcune slide introduttive sul problema. Il contesto qual è? Il contesto è quello di una crisi climatica in atto che tra l'altro ha l'effetto di aumentare la frequenza di fenomeni estremi. Se andiamo a vedere la frequenza di questi fenomeni estremi, troviamo che il 90% di questi fenomeni sono relativi all'acqua, comunque hanno un'influenza diretta o indiretta sul ciclo dell'acqua. Basti pensare ai problemi che possono creare inondazioni, tormente o per esempio anche incendi a livello del ciclo idrico integrato. Basti pensare a Vaia e l'effetto che ha avuto sul ciclo idrico integrato delle montagne quando l'evento è successo. E quindi questa crisi climatica si va ad innestare su un sistema ecologico che purtroppo è ancora abbastanza in difficoltà. Quasi il 50% dei corpi idrici superficiali non raggiunge il buono stato ecologico. Questi sono dati del 2018. E anche se c'è da dire che lo stato chimico generale delle acque superficiali è comunque in miglioramento grazie a tutta una serie di politiche ambientali della Commissione europea, in particolare quelle legate ai nitrati e quindi una politica agricola comunitaria un po' più attenta alle specifiche e alle caratteristiche ambientali. La direttiva acque ci impone, ci chiede di limitare l'impatto alle acque superficiali e in particolare quelle legate ai corpi idrici sotterranei, perché poi come vedremo ovviamente un corpo idrico superficiale è sempre spesso connesso ai corpi idrici sotterranei che spesso poi forniscono l'acqua potabile all'interno del servizio idrico integrato. Ma vediamo un po' come si ritrova l'Italia in termini di stato chimico dei corpi idrici sotterranei. Diciamo che appunto i dati del 2018 l'Italia ha riportato che circa il 34% dei corpi idrici sotterranei sono classificati con uno stato chimico non soddisfacente e quindi dove è necessario poi intervenire con attività di depurazione e trattamento. Se andiamo poi nello specifico per quanto riguarda l'Italia e se confrontiamo appunto i dati rispetto al substrato in cui questi corpi idrici sotterranei si sviluppano, per i substrati porosi, e quindi come è il caso del Consiglio Bacino Brenta, il 52% delle acque sotterranee sono classificate con caratteristiche insufficienti. Per fortuna nell'ambito del bacino Brenta ricadiamo nel 43% verde e quindi dove lo stato ecologico e diciamo lo stato chimico è ancora considerato buono. Ma ecco, per fortuna questo è un quadro un po' sempre non molto promettente quando si considerano gli effetti del cambiamento climatico e gli impatti che le attività umane causano sull'ambiente e quindi poi a ricaduta sulla risorsa idrica. Il quadro politico europeo è abbastanza invece incoraggiante, si può dire. Abbiamo visto gli effetti delle politiche europee in termini di riduzione e miglioramento dello stato chimico dei corpi idrici superficiali. Vediamo come il Green Deal, che si pone l'obiettivo di avere un'Europa neutrale dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. Vediamo la strategia europea per la biodiversità al 2030, non a caso il nostro progetto si chiama Brenta 2030 proprio perché si allinea a una strategia della biodiversità europea con target molto ambiziosi: ridurre il rischio e l'uso dei pesticidi del 50%, ripristinare 25.000 chilometri di fiumi, piantare 3 miliardi di alberi. E poi segue la Farm to Fork, quindi la strategia europea per collegare il produttore e il consumatore con obiettivi e target molto ambiziosi in termini di riduzione della perdita dei nutrienti del 50%, ridurre l'uso dei fertilizzanti del 20%, e ridurre la vendita di antibiotici ad uso animale, quindi del 50%, e con un obiettivo anche qui molto ambizioso di coprire
il 25% della SAU, della superficie agricola europea, con agricoltura, con tecniche di agricoltura biologica. Immaginiamo quindi cosa significa, per esempio, concentrare questo 25% proprio nelle aree che producono acqua potabile e che sono integrate nel servizio idrico, quindi le aree di salvaguardia. Questo nell'ambito poi di una strategia più ampia, che è quella della strategia europea sulle infrastrutture verdi, approvata ancora nel 2013, che promuove gli investimenti in infrastrutture verdi in grado di coniugare benefici ambientali, sociali ed economici. Ricordo che appunto queste strategie poi sono alla base di cospicui finanziamenti europei per attivare progetti come per esempio il caso dell'AIFE o del PSR su argomenti di innovazione e applicazione di nature-based solution. Basti pensare all'approvazione del recente nuovo programma LIFE con 5,4 miliardi di investimento a livello europeo. E infine l'elemento di policy su cui si incastra la nostra attività è la direttiva quadro acque e in particolare l'articolo 9 che sancisce il principio di chi inquina usa paga e il recupero dei costi ambientali volti al mantenimento della qualità e della compensazione degli impatti del servizio idrico integrato. Questo articolo, che poi è stato, come vedremo poi successivamente, recepito nel decreto 39/2015, ci offre uno strumento economico e quindi offre anche la possibilità da parte del servizio idrico integrato di dare un contributo a tutte le sfide che abbiamo elencato sopra. E quindi sulla base di questo sono state condotte diverse analisi a livello internazionale, europeo, e di fatto siamo di fronte a un trend di cambiamento, no? Nel senso che fino ad oggi il servizio idrico integrato ha giustamente lavorato e investito e dovrà continuare a farlo nelle infrastrutture cosiddette grigie, ossia le tubazioni, gli impianti di estrazione, di depurazione, eccetera, eccetera. Ma ci si sta accorgendo sempre di più, anche appunto dagli effetti del cambiamento climatico, che queste infrastrutture grigie non possono lavorare da sole. E se lavorano da sole, con il capitale naturale che è in continuo degrado, i costi per il mantenimento di queste infrastrutture e per l'elaborazione del servizio idrico integrato saranno sempre in aumento. Queste infrastrutture, dobbiamo capire, non funzionano da sole, si poggiano sul cosiddetto capitale naturale, che è il bacino idrico, un'area di salvaguardia, tutta una serie di infrastrutture verdi, naturali, che permettono di erogare appunto di fornire acqua potabile ad una certa qualità. E quindi stiamo parlando di le cosiddette soluzioni basate sulla natura, nature-based solution, e infrastrutture verdi. Le NBS sono delle soluzioni efficaci, perché poi devono funzionare, basate sulla natura, quindi sui ritmi biologici naturali, che erogano contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici. Il problema con le infrastrutture grigie è che spesso sono in grado di apportare benefici sociali ed economici, ma ci dimentichiamo dell'aspetto ambientale. Quando invece parliamo di infrastrutture verdi, quindi scusate, il concetto di nature-based solution non si riferisce solamente ad una tecnica ambientale, ma possiamo anche parlare di soluzioni di policy e di governance, soluzioni sociali che si ispirano alla natura. Mentre il concetto di infrastruttura verde è proprio il concetto fisico, quindi una rete di aree naturali pianificate in maniera strategica per erogare servizi ambientali, sociali ed economici. Qui abbiamo l'esempio di Natura 2000, le stesse aree di salvaguardia idrica. Noi siamo, tra virgolette, fortunati perché gli impianti nel bacino Brenta, gli impianti di captazione, sorgono principalmente all'interno di una grande area Natura 2000 che è il Grave e le zone umide del Brenta. E quindi un'area Natura 2000 che già di per sé è un'infrastruttura verde che protegge la risorsa idrica. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo a livello internazionale. Questa è una ricerca che abbiamo svolto per le Nazioni Unite, la Commissione Economica europea, e quindi concentrata su alcuni continenti. Vediamo che i trend di enti del servizio idrico che diciamo sviluppano schemi di pagamento e investimento
sistematici delle nature-based solution stanno aumentando, e in particolare sono abbastanza diffuse in Nord America e in Europa. Stiamo parlando di casi e di enti che coinvolgono regioni intere, come poi vedrete negli esempi più specifici. E quindi il dato interessante è che sicuramente in America, con un settore idrico molto privatizzato, diciamo che è stato facilitato questo tipo di investimenti. In Europa siamo un po' in ritardo, ma diciamo che sono in sviluppo, e adesso presentiamo anche qualche caso. Se invece indaghiamo appunto attraverso questi casi ed esempi tracciati a livello europeo e internazionali, quali sono le motivazioni principali per queste organizzazioni nell'intraprendere un percorso e nell'adottare queste nature-based solution? La prima motivazione espressa è quella relativa alla mitigazione del rischio, e quindi non tanto andare a proteggere una risorsa quando esiste un problema, ma nell'ottica di prevenire un problema. Okay? La seconda motivazione riguarda la compliance con i standard qualitativi ambientali, quindi in riferimento appunto ai contenuti di nitrati e altri componenti chimici nelle acque. Il terzo è evitare e ridurre costi di investimento, perché in alcuni casi delle multi-utility si trovano di fronte alle due opzioni: andare a lavorare su una gestione integrata del bacino idrico o aumentare gli impianti di trattamento o di depurazione. E quindi ovviamente, trattandosi di interventi in conto capitale anche molto cospicui, a volte lavorare in maniera preventiva e in maniera integrata conviene anche dal punto di vista economico. Infine, le tematiche di leadership, marketing in tema ambientale e del rapporto con il territorio sono motivazioni molto forti e presenti, e non del tutto secondarie. Alcuni casi fotografici proprio per descrivere le nature-based solution. In Veneto ancora abbiamo sviluppato diverse aree forestali di infiltrazione, quindi per sovvenire al problema dell'abbassamento del livello di falda, e anche in compensazione ai prelievi effettuati dal servizio idrico integrato. E quindi con aree forestali che intercalano canalette molto profonde che vanno ad aumentare l'infiltrazione quando c'è abbondanza di acqua. Il problema appunto della concentrazione di inquinanti e anche delle attività ricreative in aree di salvaguardia, in questo caso il progetto LIFE sta intervenendo proprio nella gestione delle foreste ripariali e nella creazione di nuove foreste e aree umide attorno ai punti di captazione, proprio anche per allontanare determinate attività ricreative che spesso portavano rifiuti, attività di barbecue e altri elementi incompatibili, diciamo, con l'utilizzo idrico. Il caso molto famoso e conosciuto in Italia, dove appunto nella diga di Ridacoli, dove c'era il problema appunto dell'erosione e sedimentazione della diga, e quindi è stata attivata una migliore gestione forestale rivolta a diminuire l'erosione e i sedimenti all'interno del bacino. E infine nelle regioni più mediterranee, ma anche negli Stati Uniti, Portogallo e Spagna, nelle aree di captazione gli incendi possono creare degli effetti devastanti a livello della qualità idrica sotterranea, e quindi anche qui una gestione forestale attenta per ridurre e aumentare la resilienza agli incendi nelle aree di captazione. E infine, diciamo, il caso tipico è quello della presenza di nitrati derivanti dall'agricoltura e dall'allevamento, e quindi abbiamo tutta una serie di nature-based solution, e quindi pratiche agricole sostenibili come l'agricoltura biologica e il supportare gli agricoltori nel sviluppare piani aziendali che possono tener conto di queste dinamiche. Veniamo quasi alla conclusione della presentazione, quindi presentando due casi di studio a livello europeo. Casi di studio in realtà non sono neanche tanto di studio, perché sono casi dove si è lavorato per decenni con questa visione. Il modello di cooperazione della Bassa Sassonia appunto è molto famoso, si è basato su una legge regionale ed è partito nel 1993 con una definizione delle aree di salvaguardia allargata, e di fatto ha attivato un processo dove il servizio idrico
fornisce assistenza tecnica e contratti per compensare gli agricoltori che riducono l'utilizzo dei fertilizzanti all'interno di queste aree di salvaguardia allargata. Ci sono poi progetti speciali dove si incentiva all'utilizzo del biologico anche in associazione con le associazioni di categoria e di riforestazione, e pensate che l'investimento medio si attesta a circa 17,4 milioni di investimento annuale diretto in questo programma diretto agli agricoltori, e che sono interamente finanziati dal sistema tariffario idrico della Bassa Sassonia. Quindi siamo di fronte a una regione, gli investimenti sono cospicui, però stiamo parlando di della dotazione finanziaria di qualche misura del PSR della Regione Veneto, quindi con grossa capacità anche di dare un'opportunità ambientalmente sostenibile agli agricoltori nell'area. Qui sotto trovate tra l'altro il link alla pagina, si può tradurre facilmente in italiano e trovate tutte le informazioni con diversi dati sul caso. Ci spostiamo invece in Inghilterra, dove appunto ho fatto anche attività di ricerca alcuni anni fa, quindi conoscendo poi direttamente questa situazione nella sud-ovest dell'Inghilterra, dove la multi-utility South West Water, quindi una multi-utility che gestisce il servizio idrico integrato più o meno per 1 milione di utenti nel sud-ovest, ha attivato ben 17 sottoprogrammi. Ogni programma ha degli obiettivi specifici, alcuni lavorano con gli agricoltori, altri lavorano per migliorare le aree umide che erogano di fatto in questi paesi sostanzialmente l'acqua potabile che poi viene prelevata per funzioni idriche. E quindi questo è stato un caso apripista, perché è stato il caso, diciamo, che ha posto a livello nazionale il problema del riconoscimento dei costi ambientali della risorsa. Quindi ha attivato un processo con l'autorità di regolazione, l'OFWAT, con l'autorità di regolazione nazionale, e grazie a questo caso studio poi si sono attivati dei progetti di pilota a livello nazionale, e al momento attuale tutte le multi-utility inglesi stanno adottando un approccio integrato alla gestione del bacino e stanno riconoscendo i costi ambientali della risorsa all'interno del sistema di tariffazione. Questo è stato un caso apripista anche perché è riuscito a coinvolgere parchi, università, ONG locali, società di consulenza e ha adottato un approccio sistematico per valorizzare anche i co-benefici sociali ed economici di queste soluzioni. Tra l'altro ha studiato e implementato un meccanismo di asta pubblica per i servizi ecosistemici, ossia la multi-utility metteva all'asta un determinato ammontare di investimenti e gli agricoltori dovevano presentarsi a questa asta, e quindi chi offriva una soluzione in termini di costi-benefici migliore veniva premiato, e quindi fornendo una sorta di mercato di questi pagamenti per servizi ambientali. Anche qui, se guardiamo, non sto diciamo, a listare tutti gli investimenti, però vediamo un po' le cifre che hanno investito. Queste cifre sono per gli ultimi 5 anni di operazione, dove appunto sono stati investiti diversi milioni di sterline in ripristino dei peatland, quindi delle aree umide che sostanzialmente erano un po' il servizio idrico in queste zone, e molta attività legata all'attività agricola e di allevamento. Bene, mi accingo a concludere facendo 2 parole proprio sui progetti LIFE e gruppo operativo Brenta 2030 e come abbiamo approcciato a questo discorso. Quindi, partendo un po' dal background, dal lavoro fatto a livello europeo e internazionale, ci siamo detti, bene, in Italia a che punto siamo? In Italia si conoscevano e si conoscono i casi di Romagna Acque del lato torinese, che probabilmente sono anche presenti e che hanno cercato di muovere i primi step nel sistema italiano. L'applicazione dell'RC, diciamo, non è stata applicata, o è stata applicata con difficoltà, e quindi ancora 2 o 3 anni fa siamo partiti con l'obiettivo di presentare queste progettazioni, quindi sul fondo LIFE e sul gruppo e sul fondo del PSR, in particolare la misura 16 di cooperazione e innovazione, ossia creare dei partenariati che mettano al centro il settore agricolo e possa collegare il settore agricolo ad altri settori. In questo caso abbiamo creato il partenariato tra il settore agricolo e il settore idrico.
E quindi l'obiettivo era quello di andare ad implementare nel caso studio del bacino Brenta l'applicazione degli ERC per le problematiche specifiche che poi verranno presentate dai colleghi più tardi. E quindi il Life Brenta ha l'approccio diretto agli investimenti diretti in nature-based solution, e quindi andando a indagare più gli aspetti di interventi in conto capitale e trovando le sinergie dirette con la conservazione della biodiversità e Natura 2000, in quanto la maggior parte degli investimenti ambientali che si faranno all'interno di questo progetto e con l'uso della tariffa idrica, in questo senso, avverranno all'interno anche di aree Natura 2000 e all'interno di aree di salvaguardia. Dall'altra parte abbiamo esplorato la possibilità di coinvolgere e quindi anche compensare gli agricoltori per migliorare le pratiche agricole in terreni che non sono pubblici, non sono di proprietà del servizio idrico integrato, ma sono appunto di proprietà degli agricoltori. E in questo caso troviamo le sinergie ancora con le direttive della biodiversità e della strategia europea della messa in connessione tra il produttore e il consumatore. Quali sono le opportunità che offrono questi due progetti? Abbiamo creato da 2 anni un gruppo di lavoro tematico che appunto si incontra e cerca e ha creato la metodologia che poi vi presenteremo a fine progetto, e che ha lo scopo, già parzialmente raggiunto, di riconoscere tutta una serie di costi di investimento sulle nature-based solution all'interno del sistema tariffario attraverso la voce ERC. Diverse attività di divulgazione e materiali tecnici, tra cui la brochure che poi verrà presentata, attività di lobby. Per esempio abbiamo partecipato anche alla revisione pubblica del metodo tariffario ancora l'anno scorso, quindi facciamo attività di lobby e networking, e in particolare utile soprattutto a chi ci ascolta. Soprattutto da quest'anno all'anno prossimo avremo anche la possibilità di supportare altri bacini, e in particolare 3 realtà, per uno studio preliminare di applicazione dell'RC per investimenti in soluzioni basate sulla natura. Quindi questo è quello che anche il partenariato, oltre a fare in casa propria, può anche contribuire a realtà esterne. Arrivo alle conclusioni. E quindi possiamo dire che effettivamente c'è un grande ritardo dell'Italia nell'applicazione dell'RC. Infatti il primo decreto 39/2015, decreto ministeriale, è stato promosso 10 anni dopo l'approvazione della direttiva quadro acque, e a livello dell'implementazione stiamo partendo ora con alcuni casi che hanno fatto da apripista. Le nature-based solution nel servizio idrico integrato sono già un trend globale, con alcuni casi già esistenti in Italia, e ovviamente sono soluzioni che con rapporto costi-benefici positivo, ma soprattutto ricordiamoci se in quest'opera valorizziamo al massimo anche gli obiettivi sociali ed ambientali ed economici di queste soluzioni. Di fatto l'applicazione di questi approcci, di queste soluzioni, ha condotto a percorsi di innovazione partecipata. Quindi quello che è successo è il fatto che il servizio idrico integrato spesso non è in grado da solo di sviluppare questi percorsi, e quindi si apre ad altre realtà, e aprendosi crea percorsi di innovazione e partecipazione, quindi migliorando anche il rapporto con il territorio e le comunità, e contribuendo, diciamo, alle sfide legate, quindi alla soluzione delle sfide legate alla crisi climatica, e anche ovviamente nel fare questo all'implementazione e alla sinergie con moltissime altre politiche ambientali, come quelle che riguardano la politica agricola comunitaria, la gestione dei rifiuti, eccetera, eccetera. E infine, l'ultimo aspetto che mi preme di ricordare e che diciamo riassume anche alcune conclusioni delle analisi europee e internazionali: l'uso del sistema tariffario, quindi in particolare della voce ERC, permette di assicurare uno strumento finanziario a lungo termine, consolidato e anche importante, nel senso che i programmi che vi ho presentato sono stati capaci di intervenire e cambiare lo status quo dal punto di vista della gestione del bacino integrato, e quindi di fornire una soluzione molto più efficace di quello che possono essere gli strumenti a fondo perduto, quindi gli strumenti finanziari a fondo perduto che oggi ci sono, domani non ci sono, si presentano 10 proposte, se ne vince una, e quindi sono saltuarie e non sicure. Lo strumento tariffario permette di
a attivare un processo di lungo termine, consolidato e importante, quello che ci vuole per cambiare e adottare una gestione integrata, sostenibile del bacino idrico e assicurare appunto le potenzialità del capitale naturale anche alle generazioni future. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie Alessandro per l'esauriente panoramica che hai fatto. E io, prima di passare la parola ad Andrea Guerrini, che poi presento, vi ricordo a tutti di usare lo strumento Slido per fare le domande e per votare le eventuali domande già presenti, a partire ovviamente da questa relazione e anche sulle successive, perché poi, come detto, riserviamo una parte finale per proporre le domande a tutti i relatori. Passo però al successivo intervento, che è non a caso l'intervento centrale di questo webinar, perché abbiamo il piacere e anche un po' l'onore di avere Andrea Guerrini, che è il componente del Collegio dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, ARERA, che credo che tutti noi conosciamo il ruolo di questa istituzione dell'autorità, e a cui chiedo di intervenire. Dico solo che il professor Andrea Guerrini, oltre componente del Collegio di ARERA, è anche professore di economia aziendale all'Università di Verona e tra le varie cose, poi ho avuto modo di approfondire un po' il suo curriculum che è pubblicato, è anche presidente di WAREG, che è il network regolatorio dei regolatori europei del servizio idrico, e si è occupato veramente in modo molto importante di tutti gli aspetti che riguardano, si è occupato e si occupa di tutti gli aspetti che riguardano la gestione del servizio idrico. Quindi, oltre al ruolo istituzionale dell'ARERA, credo che possa essere, che è sicuramente annoverato tra i maggiori esperti di questo settore, quindi attendiamo e ascoltiamo con molto interesse la sua relazione. Grazie ingegner Giacetti, troppo buono. Mi dimentico della presidenza di WAREG, ma invece ha fatto bene a ricordarmelo, a parte le battute, perché in effetti anche su WAREG noi stiamo affrontando questo tema dei costi ambientali. Noi abbiamo fatto proprio 2 anni fa un monitoraggio che, insomma, per gli appassionati di aspetti tariffari invito a leggerlo, un monitoraggio su tutti i modelli tariffari applicati dai membri WAREG, e quindi ci sono, diciamo, di vari strumenti regolatori che ogni paese ha utilizzato e utilizza nel settore idrico. Quest'anno facciamo, in vista del forum della regolazione, che questo vi invito poi a seguire, sarà un forum che è un forum alla seconda edizione, un forum internazionale sui temi regolatori, il 1° e il 2 di dicembre. In vista di questo forum noi stiamo facendo con la Florence School of Regulation un upgrade di questo metodo tariffario, facendo un'analisi proprio dei costi ambientali e della risorsa che inizialmente era stata tralasciata. Quindi nel report che troverete online sul sito WAREG, questo rapporto molto denso di strumenti regolatori, diciamo, per motivi di spazio tralasciamo questa parte dei costi ambientali, e adesso invece vogliamo integrarlo, quindi capire come a livello europeo i regolatori affrontano il tema dei costi ambientali e della risorsa trattato dalla direttiva. Quindi anche questo sarà un tema di aggiornamento. Avrò modo anche di trasferirvi i risultati di questa analisi, che ancora non ho e che abbiamo avviato da poco tempo, ma che entro l'anno concluderemo. Intanto, ecco, vado al cuore della mia presentazione. Io stamani sono reduce ho partecipato a un convegno o meglio, a un incontro sull'innovazione, sul modo in cui i regolatori possono stimolare l'innovazione. Oggi pomeriggio partecipo a questo, quindi sono 2 temi, diciamo, apparentemente borderline, nel senso che esulano un po' dall'attività ordinaria che il regolatore ha fatto fino ad oggi, cioè legata ai temi, diciamo, di spinta sugli investimenti, realizzazione di tubi e depuratori, per dirla male, e di spinta all'efficienza.
Eppure anche questi temi, cioè l'innovation based, quindi la regolazione che spinge all'innovazione e diciamo, il tema dei costi ambientali, sono temi centrali anche perché, diciamo, se guardiamo a quelli che sono gli obiettivi che arrivano dalla Commissione europea, dall'Unione Europea, diciamo, si va ampiamente in questa direzione. Noi abbiamo un accordo sul clima che porta a una riduzione delle emissioni del 55% al 2030, net zero al 2050. È chiaro che un settore come il servizio idrico, che come dire, non lo diciamo mai, ma è un settore energivoro, dovrà dare il suo contributo. Siamo in attesa che l'Europa lo metta nero su bianco, diciamo il contributo e in che termini il settore idrico dovrà dare il contributo, il proprio contributo alla riduzione delle emissioni. Io credo che nelle direttive che adesso sono in corso di revisione sulle acque reflue e fanghi, credo che ci saranno delle spinte della Commissione che vadano verso appunto la prescrizione di obiettivi nei confronti dei gestori idrici in termini di riduzione per esempio dei consumi di energia, piuttosto che diciamo nel recupero di materie dai fanghi e dalle acque. Credo che il regolatore possa intanto iniziare a portarsi avanti su questo tema, che ormai insomma, è un binario secondo me necessario, scontato, e aprirsi e quindi a mettere diciamo, anche nel proprio modello regolatorio iniziative come quelle che state presentando oggi. Io faccio una veloce carrellata su quella che è stata un po' la storia degli ERC, la recente storia degli ERC, dei costi ambientali e della risorsa, del modello di regolazione dell'autorità, però mi preme poi, al di là diciamo, degli aspetti più di dettaglio del modello tariffario, poi fare qualche riflessione più ampia. In particolare credo che un'evoluzione ci sia stata negli ERC a partire dall'MT3, quindi dall'ultimo metodo tariffario, aprendo abbastanza la definizione diciamo, di costi ambientali e ammettendo implicitamente anche i servizi ecosistemici. Inizialmente questa apertura non c'era stata. Vado rapidamente diciamo, con questa slide che rappresenta appunto, come dicevo, la cronistoria degli ERC, partendo diciamo, dalla prima delibera sul metodo tariffario idrico 14-15, quindi il primo metodo tariffario idrico. Gli ERC di fatto furono posti pari a zero per evitare diciamo, problemi di double counting, quindi di considerare due volte stesse componenti di costo. Rinviammo al periodo successivo, quindi all'MT2, l'inclusione degli ERC. E appunto diciamo a partire dall'anno 2015 e poi nell'MT2 sono stati inclusi gli ERC nel metodo tariffario dell'autorità. In particolare però sono stati considerati come l'enucleazione di componenti di costo che già erano inclusi negli OPEX, quindi di fatto anche a valle del 39-2015 e quindi dell'intervento diciamo, tecnico del Ministero dell'Ambiente, partendo dalla direttiva europea, l'autorità ha diciamo, seguito questo approccio di enucleazione di costi ambientali, quindi di quei costi che in particolare riguardavano l'attività di depurazione e di riduzione delle perdite di rete e trattamento acque potabili, che erano già riconosciute ai fini tariffari, venivano riclassificati con l'MT2 all'interno delle componenti ERC, appunto, e quindi di fatto non si apriva sostanzialmente a nuovi investimenti, men che meno a nature-based solution, ma si esplicitava diciamo, una componente di costi identificandone il suo legame con gli aspetti ambientali. Successivamente, dopo l'avvento della qualità tecnica, si è deciso di legare i costi ambientali anche ad alcuni interventi specifici riguardanti la qualità tecnica, appunto l'indicatore M1 che di fatto prescrive ai gestori gli obiettivi di minimizzazione delle perdite, quindi tutti i costi legati al miglioramento di questi indicatori sono evidentemente dei costi ambientali, così come gli indicatori M6 legato alla qualità delle acque scaricate dai depuratori e altri indicatori. Quindi c'è stato diciamo, questo upgrade nel nostro modello regolatorio e infine diciamo, nell'MT3
modello regolatorio per il periodo 2023, gli ERC sono stati in qualche modo ancora di più ampliati, sempre però utilizzando quest'ottica di riclassificazione di costi che erano preesistenti, in particolare accogliendo anche componenti non soltanto di OPEX, cioè di costi operativi, quindi di costi ricorrenti, ma anche di CAPEX, quindi di spese, di costi di investimento, quindi quote di ammortamento di cespiti che hanno a che vedere con gli impianti di depurazione, con la riduzione delle perdite, con il trattamento delle acque ai fini della distribuzione appunto di acque potabili e quindi enucleabili come costi appunto ambientali della risorsa. Questo diciamo stando sempre nell'ottica appunto in questo approccio abbastanza prudente di vedere gli ERC come un di cui di tutti i costi che già il metodo tariffario riconosceva. Tuttavia nel metodo tariffario del terzo periodo regolatorio 2023, accogliendo una definizione di ERC più ampia, si è ammesso anche la possibilità di riconoscere in tariffa appunto nature-based solution o servizi ecosistemici o comunque costi che non erano già riconosciuti all'interno delle componenti specificate dal metodo tariffario. In particolare, diciamo, se voi andate al glossario del metodo tariffario 2023, alla definizione di costi ambientali, questi vengono definiti come la valorizzazione economica della riduzione o alterazione della funzionalità propria degli ecosistemi acquatici, tra cui appunto viene citata la ritenzione idraulica, la laminazione delle piene, l'abbattimento dei nutrienti, la fitodepurazione, la ricarica della falda. Sono, diciamo, è la tassonomia che viene citata dal 39/2015 quando fa specifico riferimento ai servizi ecosistemici. Quindi, come dire, con questa definizione c'è spazio all'interno del metodo tariffario, laddove l'ente di governo d'ambito lo ammette, laddove appunto vi sia spazio appunto in tariffa, compatibilmente con le priorità che poi e con le criticità che un gestore deve risolvere all'interno del proprio ambito, vi è spazio per riconoscere costi legati agli interventi che vanno in questa direzione. Quindi siamo andati oltre. Gli ERC non sono più soltanto un di cui, un'enucleazione di costi già riconosciuti in tariffa, ma possono ammettere anche componenti ulteriori, nel senso che Leonardi riconosceva e descriveva prima in maniera puntuale. Non voglio soffermarmi, diciamo, molto nel dettaglio sul metodo tariffario naturalmente, ma la definizione dei ricavi del gestore ha molteplici componenti che appunto riguardano i componenti di costi di capitale, appunto i CAPEX, riguardano il FONI, quindi un'anticipazione a cui alcuni gestori hanno diritto a titolo di anticipazione finanziaria per accelerare la realizzazione di investimenti. Vi è una componente di costi operativi appunto per spese correnti e ricorrenti e poi c'è la componente ERC, la componente RC diciamo marginale, nel senso che riguarda elementi di conguaglio, la componente ERC appunto è la componente di costi ambientali descritta come ho detto. Ha due componenti, quella dei costi ambientali e quella dei costi della risorsa, che sono stati definiti, diciamo, in maniera fino all'MT3, diciamo, in maniera coerente con quanto aveva definito il 39/2015, quindi diciamo i costi ambientali sono stati definiti come il danno creato dall'attività di adduzione, captazione, distribuzione, poi collettamento e trattamento di acque reflue, mentre diciamo il costo della risorsa è un po' disallineato rispetto a quella che era la definizione del 39/15 e della direttiva europea. Il costo della risorsa è stato definito come il differenziale tra diciamo, l'uso corrente e il valore che invece avrebbe un uso alternativo rispetto a quello di uso potabile. È difficile trovare, diciamo, un valore d'uso che sia superiore rispetto al valore d'uso potabile, quindi l'approccio che è stato utilizzato è quello di considerare, diciamo, il costo della risorsa come il costo, diciamo, marginale per la produzione di un metro cubo in più di risorsa
risorsa idrica, considerando quindi quei costi che riguardano per esempio i canoni di derivazione e sottensione idrica, quindi quei costi dei contributi dati a consorzi di bonifica, quindi costi prevalentemente passanti che erano già posti a carico del gestore e che appunto sono stati nucleati come costi della risorsa. Ripeto, questa è una definizione che in particolare per i costi ambientali riguarda, questo approccio legato al danno riguarda l'MT2, sull'MT3 c'è stata questa apertura e quindi uscendo anche dall'approccio diciamo di recupero e di ristoro e di valorizzazione del danno, ma allargandosi anche alle partite più ecosistemiche. Guardando agli importi, siamo nell'MT2, gli importi sono nell'ordine di circa 400.000 euro, scusatemi, 400 milioni di euro di ERC che diciamo, corrispondono a qualche punto percentuale del VRG, distinti tra parte endogena e parte passante. Gli ERC e la componente passante vedete legate appunto a canoni per contributi alle comunità montane o ai consorzi di bonifica o derivazione e sottensione idrica. La componente ERC si è via via allargata in termini di peso percentuale, via via che l'autorità, sempre con questo approccio diciamo che vede gli ERC come un sottoinsieme di costi già riconosciuti, ha però legato gli ERC anche a specifici indicatori della qualità tecnica, quindi in particolare sugli indicatori M1, quindi di contenimento delle perdite idriche e tutti i costi connessi a questo tipo di indicatore, costi operativi in primo luogo, ma poi a partire dall'MT3 anche costi di capitale, sono legati alla componente RES, quindi al costo della risorsa, così come con riferimento all'MT3 che è un indicatore che misura il grado di qualità della risorsa idrica dato dalla percentuale di incidenza delle ordinanze di non potabilità, anche tutti i costi OPEX e CAPEX legati a questi indicatori entrano a far parte della componente RES. E poi gli altri costi, gli altri indicatori, l'M4, l'M5 e l'M6, li cito perché magari non tutti li conoscono, rispettivamente frequenza di allagamenti per sversamenti della fognatura gestita dal gestore del servizio idrico, smaltimento fanghi in discarica, che evidentemente è un indicatore da minimizzare come il primo, e l'M6 tasso di superamento dei limiti dati dal TUA sull'acqua reflue scaricate in ambiente. Questi indicatori, i costi in particolare legati a questi indicatori CAPEX e OPEX, sono componenti ERC, in particolare componente costi ambientali. Questo intervento legato alla qualità tecnica in qualche modo ha aumentato il peso percentuale degli ERC, portandolo a circa appunto un 6% del VRG, includendoci appunto anche la componente di OPEX legati alla qualità tecnica. Ora, è chiaro che questo tipo di intervento, noi crediamo che questo tipo di peso percentuale in particolare, crediamo che andrà a raddoppiare con l'MT3 dal momento che il nuovo metodo tariffario include anche le componenti CAPEX all'interno dei costi ambientali. Quindi ci attendiamo, per esempio, un peso che superi il 10% dei costi ambientali della risorsa. Questo stando, diciamo, cautelativamente in una definizione di ERC che è appunto come l'enucleazione di costi che sono già riconosciuti dal metodo tariffario. Tuttavia, se come auspichiamo ci sarà dai gestori in prima istanza e poi dagli enti di governo d'ambito la capacità di intercettare l'apertura che il metodo tariffario del terzo periodo regolatorio offre, quindi di, come dire, inserire ulteriori componenti di costo legati per esempio ai servizi ecosistemici, è chiaro che questo tipo di componenti potrebbe anche aumentare. L'approccio è sempre prudenziale perché evidentemente come dire, ci sono delle criticità, ci sono insomma, anche
Parliamo spesso di water service divide, di divario tra nord e alcune aree del sud del paese, però vi sono procedure di infrazione, per esempio, per la depurazione anche nel nord Italia, quindi alcune volte rischiamo, spingendoci molto avanti su questi temi innovativi, rischiamo di dimenticarci anche soltanto per un momento di temi che invece sono prioritari e che, insomma, generano infrazioni e sanzioni da parte della Commissione europea al nostro paese. Però, diciamo, con questo pensiero nel retrocranio credo non debbano essere lasciate per strada queste soluzioni che mi sembra negli altri paesi, come veniva citato, sono molto avanti. Velocemente, diciamo, la descrizione degli ERC all'interno dell'MT3, quindi la componente ERC appunto ha all'interno del VRG due componenti, una OPEX e una appunto di CAPEX, quindi si ammettono anche i costi legati agli ammortamenti all'interno dei costi ambientali, quindi preso il piano degli investimenti, una parte di questi investimenti, laddove si è riferibile a quegli indicatori di qualità tecnica che citavo, quindi M1, M3, M4, M5, M6, i componenti, diciamo, di CAPEX sono riferibili ai costi ambientali. Quindi direi che una gran parte del piano degli investimenti rientra all'interno degli ERC. I costi sono dunque così suddivisi ulteriormente, in particolare gli ERC OPEX sono divisi in costi endogeni, quindi costi, diciamo, interni al gestore, che riguardano attività come appunto la gestione di impianti di depurazione, di impianti di potabilizzazione, interventi per la ricerca perdite e il contenimento delle perdite. Vi sono poi gli ERCAL, che sono costi passanti, quindi che il gestore di fatto sostiene ma che poi scarica pari pari in tariffa, e quindi sono quei canoni che citavo in precedenza e che sono stati, diciamo, sin dal primo momento inclusi all'interno degli ERC. È stata poi inserita una componente teleologica finalizzata di ERC che ha specifiche finalità appunto di miglioramento degli indicatori, quindi gli ERCTEL è di fatto quella componente di OPEX QT, quella componente di costi operativi addizionali endogeni che sono riconosciuti al gestore per risolvere le criticità su quegli indicatori di qualità tecnica che citavo, e poi appunto la componente CAPEX è divisa appunto tra costo ambientale e costo della risorsa. Ora, venendo un po' a un quadro di sintesi e conclusivo, e partendo appunto da quella che è stata l'apertura che citavo sull'MT3, quindi nel glossario dell'MT3 appunto si apre a una definizione di costi ambientali che ammette anche servizi ecosistemici. Quali sono le spinte che attualmente il regolatore nazionale sta dando ai temi della sostenibilità ambientale? Partendo dal basso, diciamo che il gestore ha nella filiera, diciamo, che parte dall'adduzione e arriva al trattamento dei fanghi, può svolgere una serie di attività che sono legate all'efficientamento energetico, alla produzione di energia dalle condotte idriche, alla produzione di energia dal trattamento fanghi e attraverso per esempio la produzione di biogas e biometano, alla riduzione di plastica per esempio con l'installazione di fontanelli alta qualità nelle città, dal recupero di materia dai fanghi, compost, strovite, azoto, e dal riuso ai fini irrigui. Allora, tutte queste attività con il metodo tariffario del periodo 2023 sono delle attività che in qualche modo sono state ritenute prioritarie dal regolatore, e laddove creino valore economico, questo è un presupposto che il regolatore richiede, quindi un prerequisito per poterle incentivare, quindi laddove queste attività creino un valore economico, una parte dei margini che il gestore riceve possono essere trattenuti appunto dal gestore, in particolare una parte maggioritaria, cioè il 75% dei margini che il gestore ottiene da queste attività può essere trattenuto. All'atere di questo c'è anche un altro aspetto, cioè che il gestore è coperto interamente dal rischio di mancata copertura dei costi operativi e di capitale connessi a questa attività, perché qualora queste attività siano in qualche modo legate al servizio idrico, i costi sono riconosciuti all'interno del metodo tariffario. Quindi c'è in qualche modo un duplice incentivo: riconoscimento dei costi all'interno
del metodo tariffario e trattenimento dei ricavi al 75%, trattamento dei margini al 75% su queste attività, laddove appunto le attività abbiano un valore e appunto siano veramente attività di tipo economico, il che non è ovviamente, come sappiamo bene, non è scontato, specialmente sulle ultime attività, quelle di recupero materie, quello di acqua riutilizzata ai fini irrigui. È chiaro che questo è un primo, diciamo, menù che il regolatore ha aperto per quelle attività che creano già valore economico. Poi ci sono appunto, tra le attività che citavo, alcune attività che non sempre hanno valore economico, penso al recupero per esempio di materie appunto dai fanghi, il recupero di fosforo per esempio dai fanghi di depurazione. Allora in questi casi, citavo il convegno, l'incontro di stamani sull'innovazione, sulla possibilità che l'autorità apra anche a progetti che a stimoli, diciamo, a linee di stimolo per innovazione tecnologica da parte dei gestori. Questo potrebbe essere il caso, cioè laddove ci siano progetti interessanti che ancora non hanno valore economico, ma che magari alzano l'asticella del gestore in termini di attività che sono più ambientalmente sostenibili, il regolatore potrebbe anche aprire a linee incentivanti che passano da quella che noi chiamiamo l'innovation based regulation, quindi l'autorità che in qualche modo guida e finanzia progetti innovativi anche legati ai temi della sostenibilità ambientale. Questo è un tema tutto da aprire naturalmente, per adesso diciamo siamo agli incentivi e allo sharing sui ricavi delle attività che citavo. Passando diciamo al gradino intermedio, quello dei servizi ecosistemici, con l'MT3, come dicevo, si è aperta la definizione di ERC e quindi attività come l'abbattimento dei nutrienti e la fitodepurazione, per esempio, che possono far svolgere autonomamente ecosistemi lacustri, quindi le classiche nature-based solution, ritenzione idraulica legata per esempio a aree boschive o a aree appunto o a bacini, o l'impiego di fertilizzanti naturali in aree di salvaguardia, quindi tutto questo tipo di attività che è legata ai PES in qualche modo è ammessa con la nuova definizione di costo ambientale della risorsa del metodo tariffario. Naturalmente laddove ci sia spazio in tariffa. Su questo sarà molto interessante e come autorità siamo molto interessati, non solo come uffici ma anche come collegio, a conoscere gli esiti delle valutazioni di ammissibilità di progetti come quello che viene presentato in questa iniziativa all'interno dei piani tariffari. Poi c'è l'ultimo step, e su questo veramente concludo. Noi abbiamo appunto, come citavo in apertura, gli accordi sul clima che parlano di net zero emission, quindi che non vuol dire che non produciamo più anidride carbonica, ma che in qualche modo facciamo degli interventi che ne compensano le emissioni. Allora, diciamo che oggi non siamo pronti per finanziare interventi come la ripiantumazione di boschi e foreste per ridurre le emissioni di CO2, magari sono finanziabili laddove la ripiantumazione sia funzionale alla ritenzione idraulica o altri interventi che generano servizi ecosistemici, ma non alla ripiantumazione che, non dico fine a se stessa, ma fine alla come dire, compensare emissioni inquinanti, oppure parco auto elettrico diciamo alimentato da energia non necessariamente non prodotta dal gestore. Ecco, questo tipo di interventi, così come altri, oggi non sono ammessi a copertura all'interno del modello tariffario. Difficile valutare se possono essere ammessi a breve. Certo è che rispetto agli accordi sul clima a cui l'Europa e il nostro paese si è vincolato e si è impegnato, credo che anche il settore idrico debba dare il suo contributo. Quindi con tutta la gradualità, ma credo che si debba valutare per esempio quello che stanno facendo alcuni regolatori, sempre per citare l'esperienza di Wareg, che stanno assegnando ai propri gestori idrici dei target in termini di abbattimento delle emissioni di gas serra e neutralità in termini di emissioni
di gas serra già a partire dal 2040. Cito per esempio quello su cui si sta impegnando la commissione scozzese, che poi è di fatto il regolatore idrico di Scottish Water. Ho concluso, grazie. Grazie mille per l'intervento, direi molto completo, su quello che l'autorità ha messo in campo e anche un po' le prospettive future di questo tema molto interessante e attuale un po' per tutti. Allora io ricordo ancora di porre le domande anche su quest'ultimo intervento come sui precedenti con il sistema che abbiamo proposto. Trovate nella chat il link che è www.slido.com con il codice 308937. Potete entrare e porre le domande, come votare anche le domande che sono già state fatte, in modo che le raggruppiamo per la fase finale, che sarà successiva all'ultimo intervento previsto, che è questo che mi illustro a presentarvi, cioè il titolo è il Medio Brenta, un approccio integrato alla gestione del bacino. Abbiamo 3 relatori per questo intervento che si divideranno tra loro lo spazio previsto, che è di circa mezz'ora. E i relatori sono Giuseppina Cristofani, direttore del Consiglio di Bacino Brenta, quindi l'autorità d'ambito di questo territorio, dove anche ETRA opera, Carlo Zanetti, ricercatore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova, e Barbara Dovisetto, che è responsabile del laboratorio di ETRA, che si passeranno la parola direttamente l'uno con l'altro senza che io debba ovviamente intervenire, in modo che la presentazione di quest'ultimo intervento possa essere assolutamente fluida. E quindi lascio la parola a Giuseppina Cristofani, credo. Buongiorno a tutti, Giuseppina Cristofani. Tocca a me introdurre questa staffetta che vuole rappresentare anche in qualche modo un approccio integrato che andiamo poi anche a descrivere con l'esperienza che abbiamo fatto. Il gruppo di lavoro vi è già stato presentato, insomma, mediante o grazie anche all'aiuto di coordinamento di Alessandro Leonardi. Io come consiglio di bacino, la dottoressa Lovisetto in quanto referente del gestore e il dottor Zanetti che ci porta un'esperienza concettuale e accademica dell'Università di Padova, abbiamo tentato di individuare un approccio integrato alla gestione di bacino e siamo partiti proprio dalla delibera MT3 ARERA 580-2019 che aveva individuato tra gli oneri locali l'attuazione di specifiche misure per la tutela e la produzione di risorse idriche. Noi abbiamo individuato, diciamo, o perimetrato questo invito riferendoci a 2 esperienze che adesso vi andiamo a descrivere e al tentativo di integrare queste 2 esperienze. Riferendosi in particolare alle aree di salvaguardia, di cui adesso vi do brevi illustrazioni, e al piano di sicurezza dell'acqua, che sono 2 strumenti che usiamo stabilmente sia da un punto di vista gestionale che da un punto di vista pianificatorio. Abbiamo ritenuto che questi 2 ambiti, sia per la generazione di costi operativi che per alcune linee di investimento, andassero a buon titolo a valorizzare la componente ERC, e quindi abbiamo tentato anche di dare a questo tipo di approccio una illustrazione metodologica e anche insomma di matrice di calcolo e misurazione. Mi introduco direttamente sulle aree di salvaguardia, che sono un po' il punto di partenza di questo nostro ragionamento, però prima vi presento un attimo l'ambito in cui ci muoviamo. Noi regoliamo l'ambito territoriale ottimale Brenta, siamo l'ente di governo d'ambito, che in Veneto si chiama Consiglio di Bacino. Questo ambito mette insieme 68 comuni di 3 province, ma sostanzialmente a cavallo tra la provincia di Padova e la provincia di Vicenza, un target di abitanti che raggiunge ormai 600.000 abitanti
e, come dire, una struttura che, un ambito che è disegnato sul medio corso del fiume Brenta. Dal punto di vista del quadro conoscitivo geostrutturale, noi ci troviamo, il nostro territorio è proprio caratterizzato da questa, diciamo, sezione. Ci troviamo, abbiamo infatti nel territorio una componente montana con una caratteristica carsica molto spinta e quindi molto votata all'infiltrazione, quindi un sistema cosiddetto poroso, che va nella fascia montana e nella fascia pedemontana ad alimentare un sistema di falda acquifera che abbraccia la fascia pedemontana mediante un sistema indifferenziato e poi man mano che scende verso il mare va via via strutturandosi in sezioni confinate della falda e quindi passando da un sistema freatico a un sistema artesiano. Il nostro prelievo dal punto di vista acquedottistico raccoglie alcune sorgenti dell'area montana e pedemontana, ma soprattutto un sistema di pozzi che sono sia di natura freatica, quindi diciamo che vanno a pescare su questo indifferenziato, sia di natura artesiana, dove, come dire, vanno a scendere un po' più in profondità e andare a recuperare un sistema di falda confinata. Detto o rappresentato in altri modi, questo profilo conoscitivo è un po' la figura del nostro territorio. Questa è una visione paesaggistica, però di fatto noi ci troviamo proprio, come dire, come ambito in questo sistema, il confine tra un sistema fratturato e un sistema poroso. Dunque una zona molto ricca d'acqua, ma altrettanto vulnerabile. Proprio in virtù di questa vulnerabilità, nel Consiglio di Bacino Brenta, anche diciamo in attuazione seppur tardiva di una normativa prevista, ha promosso e finanziato uno studio per costruire un quadro conoscitivo che ci consentisse di individuare le aree di salvaguardia delle captazioni su scala d'ambito. E abbiamo, come dire, innanzitutto finanziato questo studio proprio perché riteniamo che sia il primo elemento per andare poi a valorizzare e ad applicare gli ERC. Questa è un'altra immagine del nostro territorio che, come vedete, no, è proprio adagiato tra l'altopiano di Asiago, l'altopiano dei 7 comuni in provincia di Vicenza e la pedemontana veneta. Abbiamo attuato un sistema, le aree di salvaguardia sono disciplinate dall'articolo 94 del testo unico, che poi, come dire, attraverso il piano di tutela delle acque della Regione Veneto individua nelle autorità d'ambito i soggetti, quindi negli enti di governo d'ambito, i soggetti principali per individuare queste aree e poi, come dire, per consentire alle regioni di approvarle. Lo studio che abbiamo fatto si fonda su una relazione metodologica, ma soprattutto su delle tipizzazioni sia di pozzi, okay, che prelevano in falda, che di sorgenti. Sono state individuate quindi le caratteristiche tecniche di queste risorse, le caratteristiche anche di risposta a test di pompaggio piuttosto che a monitoraggi finalizzati anche dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e tutto questo ha prodotto un database disponibile in GIS che schedula 95 pozzi, che è la nostra ricchezza acquedottistica di prelievo, e 70 sorgenti. In questa rappresentazione per puntini estratto dal GIS è rappresentata sia la fattispecie delle sorgenti piuttosto che dei pozzi. In rosso vedete i pozzi, che sono, dove li vedete molto densi è la fascia pedemontana, sono quelli freatici, dove li vedete raggruppati nella parte un po' più a sud invece sono gli artesiani, mentre quei puntini blu che vedete là sopra dove i comuni diventano da un punto di vista territoriale molto più estesi sono le sorgenti montane e pedemontane. Il quadro conoscitivo è stato sviluppato sulla base di un'analisi idrogeologica,
di una realtà idrogeologica complessa, e poi mediante approcci idrologici, idrochimici e morfologici. Tutto questo perché avevamo la necessità di andare a descrivere e soprattutto a individuare anche geograficamente la vulnerabilità intrinseca di questo sistema così interconnesso e così ampio. Abbiamo utilizzato una metodologia che è la WHPA, cercando di mettere insieme 3 diversi criteri. Il criterio geometrico, che è quello che di fatto, in mancanza d'altro, la norma invita ad adottare, e quindi è una delimitazione banalmente geografica. C'è una zona di tutela assoluta che è il raggio di 10 metri dal punto di captazione e una zona di rispetto che è un raggio di 200 metri dai punti di captazione. Questo tipo di criterio è già adottato, insomma, e anche urbanisticamente introdotto su tutto il territorio, ma ha delle forti criticità rispetto a quel quadro di conoscenza idrogeologica che vi ho brevemente rappresentato. E quindi accanto a questo criterio abbiamo introdotto un criterio temporale, che è un criterio fortemente predittivo, basato sul tempo di sicurezza, inteso come quanti giorni impiega un inquinante qualsiasi disperso al suolo a raggiungere, attraverso il sistema acquifero, il punto di captazione. Questo criterio temporale è stato tradotto con isocrone, cioè linee che hanno lo stesso numero di giorni, e quindi ha permesso poi di disegnare il territorio secondo questa caratteristica. Ovviamente il criterio temporale si fonda sul criterio idrogeologico, che va ad analizzare le caratteristiche specifiche, diciamo, del singolo punto di captazione. Questo è un esempio del risultato. Di fronte a questo puntino, che è il pozzo, no, centrale di questo comune, noi abbiamo disegnato, in base alle caratteristiche dell'andamento della falda, alle caratteristiche geostrutturali del territorio, una serie di linee, no, a 60 giorni, l'isocrono a 60, che fa sì che tutto questo territorio che vedete rappresentato in arancione, sappiamo che qualsiasi cosa venga dispersa al margine di questa riga, di questa linea, impiega 60 giorni per raggiungere il nostro punto sensibile, che è il pozzo. E poi 120, 180, 365. Mi piace evidenziare la differenza sostanziale che sta tra questo approccio e l'approccio classico. Noi abbiamo i 2 pozzi che vedete rappresentati qua, con il criterio di sola individuazione geometrica, che vedete non va a vincolare un terreno agricolo di fatto, ma non protegge questi pozzi dalla zona industriale che sta proprio in direzione dell'andamento della falda, che nel nostro caso va in direzione nord-ovest, sud-est, e quindi qualsiasi cosa succeda in termini di inquinamento al suolo in questo polo industriale che esiste, che è sviluppato, che è attivo, andrà prima o poi a impattare l'effetto dei pozzi. Quindi il tentativo nostro è stato quello di superare il criterio geometrico con un criterio, diciamo, ad isocrone. E quindi, in buona sostanza, questi sono i 2 pozzi che vedevate rappresentati prima, e capite, come dire, che vanno a essere letti in maniera sostanzialmente diversa. In buona sostanza, disegnando così il territorio, tutti quei puntini rossi che sono i nostri pozzi si trovano ad avere a che fare con delle aree di protezione, chiamiamole così a livello generale, che vanno a impattare fortemente sul territorio e che quindi devono essere integrate con la gestione del territorio stesso. La proposta che abbiamo fatto presentando questo studio, questo nostro studio alla Regione, e in attesa che ci vengano approvate queste aree di salvaguardia, è questa. Noi ragioniamo con una zona di tutela assoluta che di fatto è una tutela fisica, cioè la recinzione fisica intorno al punto di captazione che impedisce intrusioni piuttosto che atti, diciamo, antropici estemporanei.
Una zona di tutela ristretta, che è un po' quella descritta dall'articolo 94 del testo unico ambiente, che abbiamo ipotizzato con l'isocron a 60 giorni, cioè ci siamo detti tutto il territorio in cui in meno di 60 giorni qualsiasi inquinante arriva al pozzo deve essere una zona di tutela ristretta, e quindi qua vanno applicati in maniera pedissequa almeno gli accorgimenti previsti dall'articolo 94 del testo unico ambiente. Poi dai 60 giorni ai 180 giorni abbiamo immaginato una zona di tutela allargata dove si prende atto delle realtà esistenti e si fa un tipo di protezione dinamica, cioè attraverso dei piezometri, dei piani di monitoraggio, dei sistemi di controllo integrati, si va a vedere se la situazione mantiene una sua stabilità oppure ci sono elementi di allarme. Fino a una zona che abbiamo immaginato tra i 180 e i 360 giorni come isocrona, dove vorremmo applicare una zona di tutela preventiva, cioè evitare che in quella zona vadano ad insediarsi attività potenzialmente pericolose e in prospettiva di proteggere il punto di captazione. Quindi un sistema graduale di tutele differenziate secondo questi criteri che vanno a consentire di mantenere alta la qualità della risorsa, ma soprattutto di non inseguire l'eventuale rischio. Ovviamente tutto questo sistema si traduce in indirizzi di pianificazione che noi abbiamo inteso come investimenti, quindi la parte ERC CAPEX, il pozzo che prima vi ho portato ad esempio, che ha alle sue spalle in perfetto andamento di fallo una zona industriale, è un pozzo che va spostato. Noi non possiamo pensare di andare a riconvertire o a vincolare il territorio che c'è alle spalle di questo pozzo, quindi che cade nell'area di salvaguardia, ma dobbiamo pensare a declassare quel pozzo a pozzo di soccorso e andare a trovare pari volumi da qualche altra parte in cui ci sia una capacità di tutela maggiore. Piuttosto che invece costi intesi come OPEX, poi lasciamo stare la divisione tra risorsa o ambientale, che sono derivati da riconversione, gestione e tutela del territorio. Cioè io devo, in queste aree che ho individuato, devo comunque andare a pensare ad attività di riconversione di alcune realtà imprenditoriali esistenti, piuttosto che di aumento delle garanzie ambientali del territorio, ma anche pensare ad attivare una serie di monitoraggi, analisi e sviluppo di strumenti predittivi, perché tutto questo noi lo riteniamo finalizzato a garantire una qualità che ponga al sicuro dai eventi funesti di cui purtroppo abbiamo esperienza anche in Veneto, che costringono poi, come dire, a spendere risorse per ritornare a una qualità della falda post inquinamento piuttosto che per evitare che questo accada. L'integrazione tra questa parte e gli aspetti proprio di sicurezza delle acque è stata fatta mediante un tentativo di mettere insieme il piano di sicurezza delle acque di cui il nostro gestore è già dotato da diversi anni. Siamo alla seconda revisione e in questa revisione, mediante un team, abbiamo tentato di mettere insieme le diverse esigenze, ma di questo vi parla la collega Lovisetto, che cura questo lavoro e che vi presenta anche i risultati che abbiamo sviluppato e raggiunto in una logica proprio di integrazione pianificatoria. Con questo vi saluto e passo la parola a Barbara. Buongiorno a tutti, sono responsabile del laboratorio di ETRA SPA e anche il coordinatore del piano di sicurezza acquedotto. Ed è di questa esperienza che vi voglio parlare brevemente in questo intervento, perché è quello strumento, il piano di sicurezza acquedotto, che ci ha fatto fare un salto di qualità nella nostra attività di gestore idrico, ma anche che ci ha fatto sedere a questi tavoli e capire anche l'importanza di contribuire a tutte queste azioni che avete sentito presentare. Cos'è il piano di sicurezza dell'acqua? È il mezzo più efficace per garantire la sicurezza di un approvvigionamento idrico, poiché è la valutazione globale, la valutazione e la gestione globale del rischio che comprende tutta la filiera idrica, dall'approvvigionamento alla distribuzione al consumatore. Gli obiettivi del piano sono ovviamente quelli di prevenire e ridurre le contaminazioni della risorsa idrica, di ridurre ed eliminare eventuali contaminazioni mediante il trattamento e di prevenire le contaminazioni durante la fase
di gestione prettamente del gestore, quindi dell'accumulo, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua potabile. Quali sono i benefici dell'implementazione del piano di sicurezza acquedotto? Una migliore conoscenza del sistema, un approccio predittivo, quindi ci troviamo a aver fatto un'analisi prima dei rischi che potrebbero succederci, quindi in alcuni casi possiamo eliminare il pericolo e il problema, in alcuni casi possiamo almeno mitigare gli impatti che questo potrebbe avere. Una migliore collaborazione tra le parti interessate, perché è fondamentale, poi capirete, ve lo spiego poi quando illustro il piano di sicurezza acquedotto, la prioritizzazione degli interventi necessari, una migliore gestione operativa, il miglioramento delle infrastrutture e un maggiore accesso ai finanziamenti proprio perché arriva da una logica di programmazione e pianificazione. L'implementazione comporta una migliore qualità dell'acqua e il miglioramento anche della salute pubblica, con le 3 faccine di soddisfazione verdi che ho messo appositamente, perché i benefici non stanno soltanto all'ente gestore che implementa il piano, ma ricadono sui consumatori, ricadono a cascata poi sulla collettività. Come si fa un piano di sicurezza acquedotto? Non mi dilungo, sono state elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità attraverso il rapporto Istisan esattamente le modalità con cui deve essere sviluppato, ci sono dei passaggi chiave da fare e ecco, eventualmente poi su questo se avete qualche domanda, se avete qualche cosa ci possiamo riservare poi. Il piano di sicurezza acquedotto parte da un passaggio fondamentale che è la formazione di team multidisciplinare e nelle linee guida dell'SS riprese a loro volta dalle linee guida del Water Safety Plan è chiave che questo team multidisciplinare non è un multidisciplinare all'interno del gestore, ma è un multidisciplinare di tutte quelle funzioni portatori di interesse sul settore acqua. Quindi questo ha fatto sedere al nostro tavolo l'ARPAV e l'USL in primis, l'università, i comuni, ma poi ci ha fatto sedere anche i tavoli di confronto con le industrie, gli agricoltori, le associazioni di categoria e i consumatori. Il piano di fatto porta ad avere una fotografia pesata di quelle che sono le criticità e di quello che è lo stato del proprio sistema e dà non solo come output questa foto, ma come output dà anche il piano delle misure di controllo da adottare e delle misure di miglioramento. Quindi come output dà infrastrutture, la necessità di nuove opere, di ristrutturazione delle attuali, interconnessioni delle reti, delle attività operative, come possono essere ad esempio le pulizie di serbatoi, le pulizie delle reti, gli stoccaggi di materiali, delle attività gestionali, ad esempio la gestione delle crisi. Il piano considera tutti gli eventi di pericolo che possono succedere nelle varie fasi, quindi considera non soltanto la contaminazione ma anche l'interruzione del servizio, così come considera tutte le varie possibilità di contaminazione all'interno di quello che è il perimetro del gestore. E poi il quarto output sono i monitoraggi. Siamo abituati a pensare ai monitoraggi analitici del laboratorio, ma chiave nel piano di sicurezza sono i monitoraggi online e i monitoraggi visivi perché permettono hanno dei tempi di risposta immediati e permettono un maggior controllo del sistema. Se ci sono degli enti gestori presenti a tavolo, qui che sta in ascolto, ecco, tutte queste sono voci da mettere a bilancio, sono dei costi, perché hanno dei costi in termini di infrastrutture, in termini di risorse, in termini di mezzi. Ecco, una cosa fondamentale che il piano ci ha fatto fare è uscire dal nostro ambito di azione. Noi siamo abituati a pensare di rispondere, ed è così, noi per legge rispondiamo dal punto di captazione alla consegna all'utente finale, quindi al contatore. Però di fatto se vogliamo andare a fare una serie analisi dei rischi, per forza di cose il nostro naso lo dobbiamo mettere fuori, l'acqua la prendiamo nell'ambiente, non mi dilungo molto perché i precedenti relatori hanno sufficientemente illustrato la questione, no? Cioè ricade su quella che è la nostra materia prima tutto quello che ci sta a monte e quindi di fatto non possiamo pensare di fare un'analisi di rischi e poi di adottare delle misure di controllo senza sapere quello che c'è sopra. Degli eventi esterni fuori dal nostro controllo che hanno impatti significativi è già stato detto, effettivamente ci sono degli eventi, pensiamo alle alluvioni, pensiamo alla siccità, che hanno un impatto importante, per cui è fondamentale non solo da un punto di vista economico, per noi, ma anche da un punto di vista gestionale per la continuità del servizio, andare ad analizzare e a trovare le misure da mettere in atto anche in queste situazioni. Ecco, ambiente, acqua e salute sono un trinomio proprio per il ciclo idrico, no? Quindi l'acqua in tutti questi passaggi che fa, di fatto assorbe, scioglie, si arricchisce di tutte queste sostanze che trova e non a caso uno dei punti che sono nell'Agenda 2030
per la sostenibilità è quello di acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Qualsiasi quindi investimento in uno di questi ambiti, anche non fatti dal gestore, ma fatti dalle aziende piuttosto che dagli altri attori portatori di interesse all'interno del bacino, hanno una ricaduta positiva anche sul nostro lavoro. E vi volevo far vedere due esempi. Nell'analisi di rischio che abbiamo fatto per la parte di attingimento, abbiamo aperto un tavolo all'interno del gruppo operativo GoBrenta 2030. Quella che vedete qui è una è l'area di salvaguardia di uno dei nostri campi pozzi, quella allargata. Su questo bacino noi avevamo bisogno di capire esattamente cosa ci fosse. Qui vedete abbiamo recuperato tutto l'utilizzo del suolo è prevalentemente agricolo e quindi su questa area di salvaguardia abbiamo voluto fare un focus più specifico su quello che poteva essere l'impatto agricolo. Allora, grazie a un tavolo condiviso con le associazioni di categoria dei coltivatori e degli allevatori, abbiamo individuato qual è l'esatto utilizzo del suolo che noi avevamo in mappatura e poi siamo andati ad individuare quali sono le sostanze che effettivamente vengono usate sia per le pratiche fitosanitarie che per gli allevamenti. Su questo ci ha dato un supporto anche l'USL e questo ci ha permesso di avere una mappatura chiave dei centri di pericolo che abbiamo sulla nostra area e di fare dei monitoraggi ad hoc specifici, perché il pacchetto pesticidi, se qualcuno si intende un po' di analisi, è un pacchetto che può avere 20, 130, 500 sostanze, però se quella che viene usata nel tuo punto specifico tu non la ricerchi, non la trovi. Ecco, incrociare queste analisi ci sta aiutando, incrociare questi dati e sedere questi tavoli ci sta aiutando in primis per affinare la nostra analisi del rischio, che è la base di tutti quei ragionamenti che avete sentito essere stati fatti e che poi saranno illustrati da Carlo Zanetti nella presentazione successiva. No? Questa è la base che ci può aiutare a capire anche qual è la soluzione migliore di utilizzo del suolo in questa area, no? Per evitare di avere problemi, o se un determinato tipo di sistema può non darne o ridurre gli impatti. Questo è il progetto, di fatto il lavoro che stiamo facendo nel GoBrenta 2030. Nell'AIF Brenta 2030 l'analisi del rischio l'abbiamo allargata non solo all'impatto agricolo ma a tutti gli impatti. Quindi questo che vedete nel nostro territorio abbiamo fatto con l'ARPA delle università e le USL una accurata ricerca di tutti quelli che possono essere i centri di pericolo che stanno all'interno delle aree di salvaguardia. Tutti i puntini che vedete su questa area sono dei pericoli che sono al sopra, possono essere aziende che scaricano l'inquinamento diffuso, per esempio delle pratiche agricole, piuttosto che una cava, un impianto di depurazione. Ecco, per ognuno di questi siamo andati a mettere un puntino. E insieme all'ARPA e all'università siamo andati a vedere quali sono le sostanze che ciascuno di questi centri di pericolo sta mettendo nel nostro ambiente, nella nostra fonte idrica, per fare poi anche in questo caso tutta l'analisi di quelle che possono essere le eventuali azioni da mettere in atto e i monitoraggi da mettere in atto per controllare questa situazione. Lascio la parola a Carlo che vi presenta il successivo passaggio. Sì, buongiorno a tutte e tutti, si vede? No, vediamo, ecco adesso sì. Ora si vede? Okay. Allora, okay. Mi presento, sono Carlo Zanetti, sono ricercatore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova e in questa parte finale del webinar illustrerò il processo e la metodologia per il recupero dei costi ambientali della risorsa, quindi degli ERC, che è stato sviluppato nell'ambito del progetto Life Brenta 2030 e del gruppo operativo Brenta 2030. Quindi questo più o meno è lo schema generale metodologico che prevede quindi in primis la creazione di un gruppo tecnico di lavoro che mira a identificare tutti i possibili impatti ambientali e sociali negativi del servizio idrico integrato. Il gruppo di lavoro, diciamo, realizza successivamente un sistema di supporto alle decisioni, che è un po' il cuore pulsante di tutto il processo, e successivamente identifica le misure quindi da inserire all'interno del piano d'ambito e che verranno successivamente realizzate. Ovviamente poi il costo di queste misure verrà poi recuperato tramite l'inserimento in tariffa dei costi ambientali della risorsa. Il gruppo di lavoro è formato da esperti del settore, appunto, che si è costituito all'interno del progetto Life Brenta 2030, ed è un gruppo anche qui multidisciplinare,
composto dai principali attori del servizio idrico integrato del Medio Brenta e da consulenti ambientali. È composto tra gli altri dalla direttrice Giuseppina Cristofani e appunto del Consiglio di Bacino Brenta, che ha parlato prima di me. Sono presenti alcuni ricercatori del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, tra cui il sottoscritto, i tecnici di ETRA e i consulenti ambientali di Etifor, che è appunto uno spin-off universitario. La creazione di questo gruppo di lavoro è appunto di fondamentale importanza per avere poi una strategia comune per rendere sostenibile il servizio idrico integrato, grazie appunto alle esperienze tecniche e scientifiche che sono portate dai diversi membri. Quindi lo schema individuato dal gruppo di lavoro è in linea con le disposizioni normative europee e nazionali e parte dalla identificazione degli impatti del servizio idrico integrato e la definizione degli obiettivi per la riduzione, eliminazione o compensazione degli impatti. Sono state quindi identificate tutte le misure e gli interventi che si possono attuare per la produzione, per la riduzione degli impatti del servizio idrico e quindi raggiungere i risultati attesi. Tutto questo mediante un set di indicatori di performance. Quindi i possibili impatti negativi generati dal servizio idrico identificati dal nostro gruppo di lavoro sono l'abbassamento del livello di falda provocato dai prelievi, la riduzione della qualità dei corpi idrici causata dagli sversamenti, la perdita di habitat causata dai prelievi e dalle opere infrastrutturali, gli impatti sugli agricoltori e allevatori all'interno delle aree di salvaguardia di cui si diceva prima, gli impatti poi sullo sviluppo futuro dell'area, appunto come parlava prima la dottoressa Cristofani, l'emissione dei gas climalteranti prodotte dalla costruzione delle infrastrutture e dal consumo di energia elettrica, appunto di cui diceva anche prima di me il dottor Guerrini, la riduzione delle funzioni ricreative nelle aree di salvaguardia, appunto sempre causate dalle limitazioni normative, ad esempio per quello che concerne la balneazione. Infatti nell'area del Medio Brenta siamo all'interno di un sito Natura 2000 che ha grande importanza ricreativa. Il gruppo di lavoro ha quindi pensato a come tradurre in azioni concrete la necessità di ridurre, eliminare o compensare gli impatti generati dal servizio idrico integrato. Quindi dall'identificazione degli impatti ci siamo posti degli obiettivi per ciascun impatto e abbiamo studiato quali fossero le migliori nature-based solution per far fronte a ciascun impatto. Abbiamo studiato la letteratura scientifica e le best practice realizzate in altri contesti nazionali ed europei e ci siamo focalizzati poi sui risultati attesi per ciascuna misura, appunto misurati attraverso indicatori qualitativi e quantitativi. Per ciascuna misura abbiamo individuato quali fossero le caratteristiche territoriali ottimali per la loro implementazione e abbiamo provveduto a realizzare una mappatura delle aree idonee in base a diversi livelli di suitability. Infine proporremo diversi scenari di intervento per ciascuna misura in termini di costo e di tempi di realizzazione al fine di raggiungere i risultati attesi. Quindi nella parte bassa dello schema proposto ho messo un esempio, cioè l'impatto che ha il servizio idrico sull'abbassamento del livello di falda. L'obiettivo quindi è la ricarica della falda che verrà raggiunto tramite l'implementazione di aree forestali di infiltrazione, che è appunto una nature-based solution che permette la ricarica della falda ad un tasso di circa 1 milione di metri cubi all'anno per ogni ettaro e apporta tra l'altro numerosi co-benefici come sequestro di CO2, l'aumento della biodiversità e miglioramento dell'acqua infiltrata. I fattori che influenzano la capacità di infiltrazione e la possibilità appunto di implementazione delle aree forestali di infiltrazione sono la permeabilità del suolo, la copertura del suolo, la vicinanza ai corsi d'acqua e appunto deve essere realizzata all'interno della fascia di ricarica acquifera. La mappa proposta quindi restituisce diversi gradi di suitability per la realizzazione di queste aree forestali di infiltrazione. In verde sono le aree maggiormente evocate, in rosso le meno idonee.
Infine vengono proposti appunto diversi piani di investimento con diversi costi per raggiungere gli obiettivi prefissati o quantomeno una parte di essi. L'implementazione delle nature-based solution quindi deve in realtà andare di pari passo anche con la definizione di strumenti economici e di governance. Quindi nel grafico proposto, che riguarda gli strumenti di governance e le politiche di pagamento agli agricoltori per la riduzione degli impatti sulla risorsa idrica delle attività agricole, in questo schema sono proposti diversi livelli di impegno per il raggiungimento di obiettivi di qualità della risorsa. Il livello minimo si inserisce all'interno di quanto disciplinato dal già citato articolo 94 del testo unico ambiente, che prevede la rimozione dei fattori di rischio all'interno delle aree di salvaguardia. Un secondo livello potrebbe essere la fornitura di assistenza e formazione gratuita agli agricoltori da parte della multi-utility per la conversione a pratiche agricole più sostenibili, magari favorendo anche la richiesta di incentivi dai fondi attualmente esistenti, come per esempio il PSR. Il PSR eventualmente potrebbe anche in realtà prevedere un bando specifico all'interno delle aree per gli agricoltori all'interno delle aree di salvaguardia, vista l'importanza del Medio Brenta per l'approvvigionamento idrico regionale. Infine, per alcuni casi specifici e mirati, insomma, la multi-utility potrebbe anche pagare direttamente gli agricoltori per la conversione a pratiche agricole più sostenibili. In questa tabella sono elencati gli interventi rientranti nella categoria CAPEX, RC CAPEX, quindi gli investimenti che il gruppo di lavoro ha individuato per la mitigazione, eliminazione o compensazione degli impatti del servizio idrico. Alcune di queste misure sono già state inserite e proposte all'interno dell'MT3 dal Consiglio di Bacino Brenta, proprio come costi ambientali della risorsa. Poi volevo un attimo focalizzarmi su le nature-based solution che abbiamo individuato, che sono appunto la realizzazione di fasce tampone tramite siepi e boschetti, la conversione a pratiche agricole sostenibili, la realizzazione o ripristino di aree umide multifunzionali, la realizzazione delle aree forestali di infiltrazione, la conversione di aree agricole a prato stabile e la realizzazione di boschi umidi planiziani. Stesso ragionamento per quello che riguarda gli RC OPEX, cioè le spese per i monitoraggi di biodiversità, del livello di falda, della qualità idrica e i pagamenti per i servizi ecosistemici e l'assistenza agli agricoltori. E altre spese per esempio sensibilizzazione ambientale, gestione di aree di salvaguardia e così via. Quindi i costi di queste misure sono distinti in costi di investimento e costi operativi e verranno quindi successivamente ribaltati in tariffa. In particolare appunto gli interventi CAPEX, cioè le spese in conto capitale, dovranno essere prima inserite all'interno del piano d'ambito e successivamente si potranno realizzare le opere e dopo 2 anni si potrà recuperare il costo di queste opere tramite la voce RC della tariffa. In questo schema viene un po' sintetizzato qual è il processo di recupero dei costi ambientali della risorsa, quindi la multi-utility, nel nostro caso ETRA, è incaricata di gestire le aree di salvaguardia e di realizzare le misure volte alla sostenibilità del servizio idrico, riducendo o eliminando gli impatti negativi sulla risorsa e sulla biodiversità. Gli utenti fruiranno di acqua di buona qualità, prelevata in modo sostenibile e distribuita dall'ente gestore tramite la rete acquedottistica. Gli utenti quindi pagheranno tramite una piccola quota della bolletta idrica i costi delle misure implementate dalla multi-utility per rendere verso un impatto zero il servizio idrico integrato, quindi tramite i costi ambientali e della risorsa. Poi restano in realtà alcune questioni aperte che però ha già sviscerato il dottor Guerrini, quindi ci chiedevamo
abbiamo notato che all'interno dell'MD3 non sono dettagliate e esplicitate all'interno del capitolo sulla definizione, sul calcolo degli RC, i pagamenti per servizi ecosistemici e le nature-based solution, quindi abbiamo già ricevuto una risposta su questo. E poi abbiamo appunto pensato, cioè pensiamo che potrebbe essere magari utile, lo lasciamo come magari anche domanda al professor Guerrini, prevedere un sistema di incentivi per gli enti di governo d'ambito che investono su misure di riduzione degli impatti del servizio idrico, appunto magari andando ad agire sulle quote di ammortamento della voce RC per quanto riguarda i CAPEX. E infine siamo interrogati anche noi sulla possibilità di inserire tra i costi ambientali anche le spese per la compensazione o l'azzeramento della carbon footprint prodotta dal servizio idrico, visto appunto che è un settore energivoro, poiché appunto l'emissione di CO2 provoca il cambiamento climatico, il quale ha un diretto impatto sulla risorsa idrica. Quindi ci domandavamo un po' questo, però appunto il professor Guerrini ha già risposto ampiamente in questi termini. Io vi lascio con il link alla pagina del Parco Fiume Brenta, in cui pubblichiamo tutti i report che abbiamo redatto all'interno dei progetti Life Brenta e Go Brenta. Stiamo in fase di pubblicazione di una brochure tecnica in tema dell'RC che vi verrà anche inviata via mail. Sarà un documento vivo, nel senso che il progetto ormai siamo a metà del nostro percorso e quindi contiamo di implementarlo nelle fasi successive del progetto. Io vi ringrazio. Grazie. Allora, grazie a tutti i relatori di questo ultimo intervento, che è stato, abbiamo sforato di qualche minuto, ma credo che sia stato molto denso. Allora, nel frattempo mi stanno visualizzando le domande che sono arrivate e io ho visto online le domande via via che sono state proposte, sono numerose. Noi siamo un po' fuori tempo rispetto a quello previsto, ma credo che sia giusto dare spazio, se tutti i relatori sono ancora presenti, alle domande, e quindi magari brevemente, perché per non portare troppo oltre il tempo, da cercare di dare una risposta. Dico solo, ricordo a tutti, visto che siamo quasi tutti in linea, ci sono state circa 100 presenze per tutto il webinar, quindi grazie a tutti per l'attenzione che è stata data, e anche chi è arrivato dopo, tutto il materiale, compresa la registrazione dell'intero evento, è disponibile, comprese le slide, sul sito del Parco del Fiume Brenta, quindi è scaricabile da chiunque, anche da chi non ha partecipato. E io inizierei a dar lettura delle domande che già le vedete. Andiamo in ordine di ranking, cioè le domande sono state anche votate da chi non le ha fatte perché magari le giudicava interessanti. Quindi abbiamo una prima domanda per Giuseppina Cristofani, che ci chiede, molto specifica: le zone di tutela dei pozzi sono diverse tra artesiani e freatici, quindi c'è stata fatta una diversità in funzione del tipo di pozzo? Se Giuseppina può rispondere. Sì, rispondo direttamente, la risposta è sì, nel senso che per quel che riguarda gli artesiani, le zone di tutela sono molto più ristrette dal punto di vista dell'estensione geografica, molto più vicine al campo pozzi. Questo perché c'è una protezione di tipo verticale. Gli artesiani sono tendenzialmente prelievi più profondi dei freatici e sono in lenti di falle che sono già protette da strati argillosi normalmente. Per questo motivo le zone di tutela sono molto meno estese, più piccole, più facili anche da inserire in ambiente. Tutelare invece la zona in cui i prelievi sono freatici è molto più complesso e quindi interessa anche porzioni di territorio molto più ampie. Quindi la sostanziale differenza è proprio la protezione verticale che sui pozzi artesiani fa, come dire, un livello di tutela importante. Grazie mille.
Per Alessandro Leonardi, potresti dirci qualche informazione sulle attività di replicazione? Ovviamente stiamo parlando dei sistemi che sono stati descritti nell'intervento. Avete già selezionato i bacini, che interventi riguarderanno, quindi se c'è una replicazione delle iniziative. Certo. Sì, vado io, grazie. Allora, le attività di replicazione dovrebbero partire da luglio di quest'anno, perché di fatto entriamo nella seconda fase del progetto LIFE in questo caso. In realtà non comprendono degli interventi, nel senso che non è che andremo ad agire per fare degli interventi fisici in altri bacini, ma l'idea è di supportare altri contesti territoriali, altri gestori di servizio idrico in una sorta di trasferimento delle conoscenze tecniche, della nostra esperienza presso altri bacini. E quindi sostanzialmente apriremo molto probabilmente una call aperta dove chiederemo appunto ai diversi bacini, contesti territoriali interessati di farsi avanti, e ovviamente selezioneremo quei contesti territoriali che sono interessati a lavorare in particolare sull'implementazione dell'RC, quindi dal punto di vista regolatorio, e ovviamente dove troviamo condizioni dove sarà possibile sperimentare tecniche di nature-based solution, infrastrutture verdi, e possibilmente anche come criterio premiante la relazione con le aree protette, in particolare Natura 2000, perché un po' il progetto LIFE ha l'obiettivo di trovare sinergie tra la conservazione della biodiversità e la risorsa idrica. E ovviamente saremo interessati a dialogare e a lavorare con realtà che possono anche poi dare seguito a queste attività. Quindi il progetto LIFE offre una sorta di studio di fattibilità e coaching nell'intraprendere il percorso che anche noi con estrema anche difficoltà ma passione stiamo ancora svolgendo nel Consiglio di Bacino Brenta. Bene, andiamo in ordine per la domanda successiva, che è per il professor Guerrini, e riguarda il riuso delle acque depurate. Se possiamo pensare solo a scopi irrigui o ci sono anche possibilità di scopi tecnici industriali, e credo che la domanda sia rivolta se ci sono sviluppi interessanti, ci sono esempi di usi per scopi tecnici industriali che si stanno diffondendo. Sì, no, ho seguito, sono in un trasferimento, ma ho continuato a seguire perché insomma, il convegno è molto interessante. Sì, scopi industriali ve ne sono, peraltro io ne seguì uno quando ero presidente dell'azienda servizi ambientali di Livorno, dove c'è una bella esperienza di riuso ai fini industriali per appunto l'utilizzo di acqua nell'impianto di Solvedio di Rosignano Marittimo, e altri tentativi sono stati fatti diciamo con esito meno soddisfacente però di quello di Solvay nel territorio di Piombino. È chiaro che lì poi lo sbocco, diciamo, la domanda è venuta un pochettino meno con la crisi delle acciaierie. Si parla molto di riuso ai fini agricoli perché è chiaro che il regolamento europeo si occupa di quello e quindi il tema è centrale, diciamo, quello ai fini agricoli. Su questo tema, diciamo, al di là degli aspetti tecnici, rimane un punto centrale che è quello della tariffa. Come regolatori lo diciamo sempre, cioè dobbiamo definire chiaramente una tariffa anche per i riusi ai fini irrigui, che incentivi il riuso ai fini irrigui, perché fino a quando naturalmente i canoni di derivazione, di emungimento di acqua dalla falda, dai pozzi per gli agricoltori saranno irrisori contenuti, questo naturalmente per motivi anche di incentivi e di sostegno del settore agricolo, il riuso agricolo non prenderà mai campo. Questo dobbiamo fare i conti con questo. Laddove il riuso è di fatto sostenuto, come per esempio in Israele, in questo caso diciamo ci sono tariffe differenziate dell'acqua per tipologia, quindi l'acqua di riuso è scontata rispetto all'acqua desalinizzata. Pensate, si utilizza l'acqua desalinizzata per l'irrigazione, però evidentemente ci sono costi diversi rispetto all'uso alternativo dell'acqua che esce dai depuratori. In Italia
questo non c'è, e fino a quando l'assetto rimarrà tale io credo ci saranno pochi incentivi per il riuso, rimarrà una liberalità dei gestori finché non metteremo mano alle tariffe, sia industriali che irriguo. Professore, ne approfitto del collegamento per porle anche la domanda, che ce n'è un'altra, anche se lei ne ha già parlato, però anche l'intervento di Carlo Zanetti un po' la sollecitava. Ci possiamo attendere, secondo lei, magari una previsione ufficiosa, ecco, i servizi di rimozione della CO2, ecco, la compensazione della CO2 generata dal servizio idrico integrato, potranno essere inclusi nelle voci di RC in futuro? Lei ne ha già parlato, ma la sua, diciamo, previsione è possibile inserimento a breve, a lungo periodo? C'è interesse, ci sono spunti su questo, o dobbiamo pensare a un periodo più lungo, i tempi non sono ancora maturi? Ripeto, guardando l'esperienza degli altri regolatori che stanno già iniziando a tratteggiare dei percorsi in questo senso, dobbiamo iniziare a riflettere attorno a anche a questi aspetti. Quindi direi che non nel brevissimo, ma insomma nel breve medio termine dobbiamo iniziare a ragionare anche su questi aspetti. Adesso ci sarà la revisione della qualità tecnica quest'anno, si può pensare, anche se magari nel processo di consultazione ci saranno spunti interessanti in questo senso, anche diciamo la dimostrazione di un settore che è pronto anche a impegnarsi su indicatori sfidanti in termini di net zero emission, il regolatore evidentemente può valutare anche questo aspetto. Mi rendo conto, sarà che oggi forse sono un po' inebriato da queste due iniziative a cui ho partecipato, quindi una un po' sugli aspetti innovativi, questa sugli aspetti ambientali. C'è sempre, no, la paura di lasciare indietro, come dicevo prima, quei temi prioritari. Ce ne sono tanti su cui il settore è ancora indietro, pensa ai contatori di utenza, ad esempio ai contatori condominiali, quindi sono aspetti molto più prosaici di quelli di cui stiamo parlando, però dobbiamo fare conti anche con questi. Quindi le sfide sono tante, dobbiamo cercare forse di filtrarle, perché mettendole sul campo tutte insieme forse creiamo un po' di caos, però il tema della CO2, voglio dire, è un tema attualissimo, ripeto, partendo da quegli accordi sul clima che sono siglati in Europa, è difficile non considerarlo. Ecco, ultima domanda che le è rivolta, anche se forse ci porta un pelo fuori tema, che è quella del recupero di fanghi di depurazione, se è affrontato nel quadro dei sottoprodotti. Qua è una domanda un po' tecnica: quali sono gli orientamenti degli enti a riguardo? Non so se vuoi fare proprio una battuta su questo tema del recupero dei fanghi, che peraltro è sicuramente centrale per tanti aspetti, però magari ha anche un orizzonte un po' più vasto di quello diverso di quello che stiamo trattando. Sì, forse anche rispetto ai limiti regolatori dell'autorità, perché insomma poi ci sono aspetti autorizzativi che esulano dal lavoro dell'ARERA. Noi abbiamo, sul fronte fanghi, abbiamo messo incentivi economici rispetto a costi emergenziali che ci sono stati nel 2017, abbiamo messo indicatori di incentivo per contenimento dei fanghi in discarica, abbiamo messo quello sharing sui margini laddove il gestore riesca a valorizzare materie che estrae dai fanghi. Ci saranno a breve, quando chiuderemo una procedura che è stata avviata attualmente in consultazione sul gas, possibilità di finanziare progetti pilota per la produzione di biogas e biometano e l'immissione in rete. Questo vale per la distribuzione del gas, però all'interno di quel documento sul gas si apre anche alla possibilità di finanziare progetti che vedono coinvolti i gestori del servizio idrico e del servizio rifiuti. Quindi, come dire, questo è quello che fa l'autorità. Poi sugli aspetti autorizzativi è chiaro che riguarda altre amministrazioni. Bene, allora prima di affrontare le ultime due domande, le ultime tre, poi l'ultima è più che altro una considerazione, volevo solo approfittare del mio ruolo di moderatore per dire che sul riuso dell'acqua abbiamo un'esperienza in questo ambito interessante
che è relativa alla creazione di neve sostanzialmente artificiale nell'altopiano di Asiago con acqua che proviene dall'acqua finale depurata del depuratore dell'altopiano di Asiago. E noi come ETRA stiamo partecipando a un progetto che si chiama Be Water Smart, un progetto Horizon, nell'ambito del quale assieme al gestore Veritas si sta valutando, tra le altre cose, una delle azioni principali è quella proprio del recupero dei fanghi e l'altra è quella del riuso dell'acqua proprio anche a fini industriali, quindi diversi da quella dell'irrigo. Quindi segnatevi Be Water Smart per chi vuole approfondire e lì ci saranno notizie nell'ambito dello sviluppo del progetto. C'è una domanda, e ci avviamo verso la conclusione, per Alessandro, che è il progetto LIFE, il PSR, quindi il Go Brenta, il gruppo operativo Brenta 2030, dialogano tra di loro? Se sì, come immagino che sia e così è, a che livello? Gli stakeholders coinvolti sono gli stessi? Sì, grazie. Allora, sul Brenta abbiamo lavorato con un approccio diciamo un po' diverso dal solito. Abbiamo creato questa iniziativa dal basso, Parco Fiume Brenta, che in realtà non è un vero e proprio parco, ma semplicemente un'iniziativa che vuole conservare e proteggere l'area naturalistica e la risorsa idrica che rappresenta quest'area. E quindi di fatto se andate sul sito, su Chi Siamo, troverete un po' tutti gli enti, sia pubblici che privati, che partecipano a questa iniziativa, tra l'altro anche partecipata da tutti i comuni. Quindi c'è una semplice adesione con cofinanziamento o con lettera di supporto e poi di volta in volta si lavora sulla progettualità. Quindi un'iniziativa molto leggera, diciamo dal punto di vista istituzionale, quindi anche riprendo la domanda successiva, quindi non c'è un contratto in questo caso, è un'iniziativa leggera dal basso, ma che punta alla progettualità e quindi ad attingere alle fonti di finanziamento esistenti, in particolare l'AIF, PSR e da fondazioni, per sviluppare poi progettualità di interesse comune e coinvolgendo i soggetti di volta a volta interessati alle diverse progettualità. Quindi, per esempio, per il gruppo operativo ci siamo più rivolti al settore agricolo, coinvolgendo anche le associazioni di categoria, mentre per il LIFE abbiamo tenuto un profilo un po' più istituzionale che mettesse un po' tutti gli enti che sono coinvolti nella conservazione della risorsa idrica e della biodiversità in regione e localmente. Grazie. Questa domanda che riguarda il contratto di fiume la farei a Giuseppina Cristofani. Se avete considerato il contratto di fiume come strumento di governance per creare il partenariato in grado di portare avanti il lavoro del progetto, o a stesso Alessandro. Adesso chi vuole dei due rispondere, perché forse il contratto di fiume non ha una personalità giuridica tale ma insomma prova a rispondere tu Alessandro o Giuseppina come volete su questa domanda qui. Giuseppina, vuoi andare tu o vado io? Semplicemente c'è stato un percorso passato di sviluppo del contratto di fiume che però non è mai purtroppo arrivato alla firma, quindi attualmente c'è un documento di contratto ma mai poi firmato, proprio forse per il problema di cui si parlava prima, che in realtà forse oggigiorno gli assetti istituzionali un po' più leggeri, dinamici, fluidi, diciamo che funzionano meglio proprio perché oggigiorno dobbiamo essere veloci, dobbiamo essere fluidi, dobbiamo essere in continua evoluzione e strutturarci in base alle opportunità che si presentano. E quindi per questo abbiamo optato per una soluzione molto, molto leggera, come è un'iniziativa dal basso, e di volta in volta si coinvolgono i partner che sono interessati a percorrere alcuni percorsi specifici e ottenere finanziamenti pubblici che, come abbiamo visto, sia pubblici che privati, sono in continuo aumento su queste tematiche. C'è un'altra domanda per il professor Guerini, non so se è ancora in linea, non so se peraltro è proprio di sua competenza, comunque io la propongo.
è la produzione energetica da acque delle condotte, come si pone a livello autorizzativo rispetto alla concessione per uso idropotabile. Non so se c'è qualcuno che può rispondere. Io posso dire però, anche senza entrare nel merito, che come ETRA abbiamo fatto degli interventi di produzione energetica d'acqua, diciamo, che aveva concessione per uso idropotabile, quindi sicuramente la cosa è possibile. Parlo della centrale Carlessi che è anche una fonte, diciamo, idrica nella zona del Bassanese, però darvi una risposta specifica non so se qualcuno altro può farla, se non la lasciamo in stand-by un attimo per arrivare a chiudere, perché siamo riusciti a rispondere anche a tutte le domande, quindi grazie anche a chi le ha fatte. Non ho citato i nomi, ma sono tutte visibili, con l'osservazione del professor Osti, che tra l'altro conosco e saluto, che ci fa i complimenti, e quindi insomma è una buona chiusura per tutti, per l'iniziativa, e che ci chiedeva una sintesi, e ricordo quindi a tutti che la sintesi, anzi l'intero intervento è disponibile, le slide possono essere considerate, direi, una buona sintesi, e sono anch'esse disponibili sul sito del Parco del Fiume Brenta, e se non ci sono altre osservazioni o interventi anche da parte dei relatori, io intanto ringrazierei tutti i partecipanti, tutti i relatori per l'intervento, e seguiteci per le nostre iniziative sia del Parco Fiume Brenta in particolare, ma come ETRA e come Consiglio di Bacino Brenta e tutti gli altri, diciamo, organizzatori dell'evento su questo tema. Non mancheremo, qualora facciamo sviluppi ed evoluzioni su questo tema, di tenere attraverso i siti in particolare informati chiunque vorrà aggiornarsi sulla situazione. Quindi grazie ancora, e grazie anche al team di Etifor che mi ha assistito e che ha reso possibile anche tecnicamente questo evento. Grazie. Arrivederci Grazie a tutti. Ciao.